Ricorre oggi il 68esimo anniversario della morte di Gaetano Guarino. Laureato in farmacia, dal 1928 al 1930 lavorò a Burgio, dove conobbe la sua futura moglie. Ritornato a Favara, esercitò la professione aprendo una farmacia. Divenne ben presto la voce dell'umile gente, dando vita a una lotta contro i grandi proprietari terrieri, ma molti furono i nobili del latifondo che gli si misero contro. Nel marzo del 1946, alle elezioni comunali, Guarino ottenne il 59% dei voti e fu eletto sindaco, ma restò in carica solo 65 giorni. Era il 16 maggio del 1946 quando venne ucciso con un colpo di lupara alla nuca in Vicolo della Musica, all'angolo con via Vittorio Emanuele. Nessuno pagò per quel crimine così efferato, infatti non si sono mai conosciuti né mandanti né sicari. Moriva così il più grande esempio di Favara. Le sue spoglie riposano al cimitero di Pietraversa, dove è presente il mausoleo a lui dedicato. Alla memoria del compianto sindaco di Favara è stata intitolata anche la scuola di via Capitano Basile.